Professor Bernardi, quanto è importante al giorno d'oggi la qualità di ciò che mangiamo? È cresciuta in maniera esponenziale perché le paure sorte nei decenni precedenti riguardo al cibo hanno spaventato le persone naturalmente e soprattutto oggi chiedono al cibo e alla bevanda che lo accompagna una conferma di identità, per cui vogliono, domandano, chiedono i prodotti della loro terra, naturalmente quelli che rientrano nella tradizione, che si viene continuamente adeguando alle circostanze dei tempi e si sentono in questo modo, consumando i prodotti tipici locali, parte di una comunità, quindi è un soddisfacimento di bisogni culturali prima ancora che di bisogni biologici. Esiste una dieta ideale per tutti? Assolutamente no, cioè questo è categorico se vogliamo, ma la dieta è sempre legata alla cultura dei luoghi, quindi come tale ciascuno troverà il soddisfacimento pieno riferendosi a ciò che i suoi antenati, le generazioni precedenti hanno prodotto, anche se c'è sempre ovviamente una componente di curiosità che porta a assaggiare e a conoscere i prodotti di altre culture, certo sempre riguardando a quello che è escluso per esempio in ciascuna cultura. Noi no, noi non abbiamo tabù alimentari, il cristiano è onnivoro, anche chi non è cattolico praticante naturalmente, dico cristiano nel senso che la nostra cultura alimentare si è formata attorno a ciò che ha detto Gesù nei Vangeli, non ciò che entra nella bocca, ma ciò che esce dalla bocca può essere abominio. Mentre in altre culture questo ha confermato dei tabù, voglio dire nella cultura islamica, nella cultura ebraica ci sono dei cibi proibiti, diciamo. Noi no, l'unica esclusione è data dal gusto personale, ecco in questo senso, quindi influisce anche sulla dieta di chi sceglie di mangiare o non mangiare una certa cosa. La cucina può essere un incontro di culture? Lo è sempre, facevo l'esempio poco fa per esempio del baccalà, inteso come stoccafisso naturalmente nel Veneto, e del pomodoro o della polenta, che sono entrati di prepotenza nella nostra tradizione venendo da realtà lontanissime come sappiamo, quindi dalle Americhe e dal mare del nord Europa. Ecco che la tradizione si adegua naturalmente, quando però viene ad essere percepita come cosa buona da pensare e non solo cosa buona da mangiare. Perciò c'è un adattamento che nasce antropologicamente dalle scelte e non appunto solo dal fatto che sia commestibile o non commestibile.